Grazie. Brava Maria Luisa, però avevi dei coristi di ballerini. Grazie. Allora, posso? Devi. Ha parlato per niente stasera, non ho detto anche mezza parola, ma ne voglio spendere 2 per far fare un applauso grandioso a questi meravigliosi bambini. Bravissimi, grazie. Adesso i bambini, vedrai che adesso si divertiranno ancora di più. Cara Maria Luisa, state qua voi, anzi potete... Aspetta, state lì. Maria Luisa, ma in uno spettacolo televisivo, di solito, cosa c'è? Ci sono le Vallette. Ma se io non ho le vallette, se uno non ha le vallette, c'ha Valletti. Allora, Tu ce n'hai 3. no, io ne ho 2. Li voglio chiamare qua i miei valletti personali. Prego che entrino. Ciao Maria Luisa. Ciao. Grazie. Bambini, adesso succederà qualcosa di importante. Adesso bambini, arriva un animale bellissimo, grandissimo. Arriva un elefante, attenzione, che farà delle cose strepitose, delle cose pazzesche. E allora, tutti al posto, applaudendo però, vai al posto. Signori, Gigi Sanna. Eccolo qua. Gigi con Vinicio Togni. E questa è l'elefantessa bellissima che si chiama India, al quale dedichiamo un grande applauso. Grande. Sai Gigi, hai già conosciuto India? E a te che non sta conoscendo. Ciao India. Oh, signori, io avrei un desiderio. Visto che Paul è sempre una persona di quelli che schiaccia la gente alla televisione, ora siamo noi che schiacciamo lui. Come no? Scusa, ma in che senso? Coricati in terra. Coricati per terra. India, sei pronta? Prendetelo. Atmosfera, per cortesia. Atmosfera. India eseguirà un numero particolare, o no? India, vieni. La tua impressione a caldo.
Signori, un applauso a Paul De Santi. Io non ci sto. Se dovete fare l'applauso, fatelo, ma contenti che non sia successo nulla. Fatelo, contenti che non sia successo nulla. Io non ci sto.